Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, siamo in compagnia del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Cristian Sergu. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Lei reduce come gli altri consiglieri da una lunga nottata, quella della settimana scorsa, che seguiva semplicemente altri giorni di consiglio regionale, dove poi è stata approvata la legge finanziaria regionale che ha fondamentalmente chiarito anche un po' quelle che sono le destinazioni dei fondi e le intenzioni della Giunta per il futuro della regione e proprio delle competenze che la regione stessa ha nei confronti dei suoi cittadini. Alcune misure hanno fatto più rumore di altre, anche per scontri politici anche, che si sono scontrati verbali chiaramente all'interno dell'Aula del Consiglio. Altri, magari aspetti più tecnici, sono passati, anche se con discussioni ed emendamenti, ma sono passati più come atti fondamentalmente formali. Quali secondo lei i più, come dire, contestati o anche dal Movimento 5 Stelle, visto che lei rappresenta qui il gruppo del Movimento 5 Stelle, quali quelli su cui avete dato fondamentalmente battaglia? È chiaro che noi di questa manovra non abbiamo visto, diciamo, un'attenzione particolare a quello che sono le tematiche ambientali, ma non solo di inquinamento, ma anche se pensiamo a tutto quanto è successo nella nostra regione un mese e mezzo fa, ovvero ai problemi di dissesto idrogeologico e ai problemi legati anche al maltempo in Carnia. Noi da questo punto di vista ci aspettavamo un qualcosa in più sicuramente, ma è chiaro che una buona parte di questa partita la dovrà giocare il governo nazionale, perché poi la regione non può mettere insieme tutte le risorse necessarie. Però è chiaro che se una giunta regionale appena insediata decide di fare un'operazione importante come quella di indebitarsi per 320 milioni di euro praticamente, sì, e se solo 11 di questi vengono destinati all'ambiente, già cerchiamo di capirci su quali possono essere le linee di indirizzo. Noi questo, diciamo, l'abbiamo contestato, ma soprattutto perché poteva essere un'occasione importante per fare degli investimenti utili non solo alle nostre famiglie, che magari possono in qualche modo cercare di riqualificare il patrimonio edilizio della nostra regione, facendo opere anche nelle proprie case di riqualificazione energetica per avere un risparmio poi nelle bollette, per cercare di appunto consumare meno, consumare meglio sicuramente, e quindi toglierci anche, diciamo, da quell'impiccio che è l'indipendenza anche energetica verso altri paesi. Queste cose, diciamo, nonostante anche degli emendamenti che abbiamo fatto, delle proposte che abbiamo fatto in realtà anche nei 5 anni precedenti e anche con l'altra giunta, non è che ci fosse poi tutta sta grande apertura, però alcune cose erano state sicuramente messe in campo e, diciamo, da questo punto di vista c'è stata sicuramente una carenza. Poi le altre cose macro di cui si è discusso molto in questi 4-5 giorni di maratona, come vengono definiti, compreso l'ultimo che ci ha visti impegnati in aula per 20 ore praticamente. Non so se mai è successo in Consiglio regionale. Mi ricordavano ovviamente che prima della nostra prima legislatura, ovvero 2013-2018, spesso si facesse notte in aula. Non so se si era riusciti a fare mattina, perché siamo usciti alle 7 del mattino del giorno dopo, e questo sicuramente nei 5 anni passati non era mai successo, ed è diciamo una cosa che comunque va a discapito dei cittadini, perché poi la qualità del lavoro in quelle 20 ore potete anche immaginare quale possa essere stata, ovviamente anche i livelli di attenzione di tutti quanti nel valutare emendamento per emendamento. Noi chiaramente abbiamo cercato di fare uno sforzo enorme in tal senso, e chiaramente, essendo anche relatore di maggioranza, poi ogni emendamento di minoranza me lo dovevo leggere, valutare e chiaramente dare un parere sullo stesso per poi poterlo votare in coscienza insieme ai miei colleghi. Certo. Sentiamo una telefonata innanzitutto, buongiorno. Pronto? Prego. Buongiorno, vorrei parlare un momentino, se possibile, alla televisione. Prego, ci dica.
Mi chiamo Bembi, per cortesia, signor Sindaco, un Non è appello al sindaco, signor signora. Sindaco. Le sono quasi 2 anni che sto aspettando di parlare con lei. Per cortesia, mi può ricevere una decina di minuti? Per cortesia. Signora, non siamo in compagnia del sindaco. Sì. Prego? Ci ascolterà. Non siamo in compagnia del sindaco, riferiremo che però lei lo ha cercato. Sì, sia gentile, sono 2 anni che ho questa cosa sullo stomaco che mi fa male. Va bene. Per cortesia, ma guardi che sono adesso 1 anno e mezzo, perché per mezz'anno sono stata malissimo, è 1 anno e mezzo che sto cercando di contattarlo, cioè di essere ricevuta da lui una decina di minuti. Non chiedo niente, non chiedo elemosina, non chiedo niente, vorrei soltanto avvisarlo, cioè a dirle cosa è successo, va bene? D'accordo, va bene. Sì, sia gentile, signore. Grazie. Buongiorno. Grazie, buongiorno signora. Appena sentiamo il sindaco che abbiamo rapporti stretti con il suo ufficio, glielo diremo. Grazie di averci telefonato. Secondo lei dove si è bloccato il Consiglio in questi giorni? Dove si è soffermato tanto tempo e magari bisognava andare più veloce? No, ma non è una questione di un argomento particolare. La causa, diciamo, della lungaggine è dovuta al Partito Democratico, che ha deciso di utilizzare tutti i minuti e i secondi a disposizione dei singoli consiglieri per poter dire la propria sugli articoli, a volte in maniera utile, perché poi giustamente il confronto ci può stare, a volte in maniera completamente strumentale, proprio per ottenere l'obiettivo di tenerci lì fino a notte fonda e, come detto, fino alla mattina. Non sta a me giudicare se sia stato utile o meno, dovrebbero dire loro cosa hanno ottenuto con questo atteggiamento e cosa volevano ottenere, cosa volevano dimostrare. Sicuramente se volevano dimostrare di essere gli unici a poter rimanere in aula tante ore con un certo profitto, sì, non gli è servita a nulla, perché poi alla fine sono stati pochissimi i consiglieri che hanno abbandonato prima del limite, come si dice nella box. Ma quindi sinceramente non abbiamo capito effettivamente quale fosse l'idea di tutto. È chiaro che c'era una sorta di protesta su quelli che sono stati i ritardi, e questo sì va sottolineato, della giunta regionale nel presentare i documenti che poi abbiamo dovuto votare in aula. Questi ritardi sono dimostrabili, basterebbe prendere il disegno di legge così come è stato presentato a novembre al Consiglio regionale e confrontarlo con quello che è uscito sabato mattina. È una cosa completamente diversa e basterebbe anche solo pensare che i famosi 319 milioni di debito non esistevano nella prima parte del testo. Questo, diciamo, ecco, se tutto diciamo questa lungaggine, chiamiamola così, questo ostruzionismo del Partito Democratico dovesse servire per dimostrare questo, posso dire che va bene, hanno fatto una opposizione lecita a un modo che sicuramente non era rispettoso di trattare il Consiglio regionale, questo sì, però voglio dire, non è che loro nei 5 anni passati presentassero le manovre a settembre e già si sapesse tutto quello che c'era da votare a dicembre senza arrivare con emendamenti e quant'altro. Succedeva chiaramente anche loro, succederà anche la prossima volta, succede purtroppo sempre così. Noi ovviamente non siamo diciamo, favorevoli a questo modo di lavorare. Preferiremmo lavorare molto di più nelle commissioni, tant'è che siamo stati praticamente l'unica forza politica a presentare anche emendamenti già in commissione, che poi abbiamo ripresentato anche in aula, e questo dovrebbe essere il modo migliore per poter parlare tranquillamente delle varie proposte, discutere, valutarle con gli uffici senza arrivare alle 3, 4, 5 del mattino con correzioni volanti che poi, ripeto, va tutto a discapito della qualità legislativa che si propone ai cittadini. Ci fermiamo per la pubblicità, ritorniamo tra poco di nuovo in diretta con Sveglia Trieste per gli altri argomenti.
Torniamo in diretta in compagnia del nostro ospite Cristian Sergo, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, in questa mattinata di lunedì 17 dicembre per Sveglia Trieste. L'attenzione dei consiglieri in questi giorni regionali era concentrata proprio sulla manovra finanziaria regionale che dà fondamentalmente le linee di direzione di dove la giunta regionale vuole investire e come. Poi andremo a fondo anche sulle varie diciamo, realtà, dalla sanità alla sicurezza, dal welfare alle infrastrutture, poi l'ambiente. Lei ha già anche citato un po' le criticità, nel senso che è stato sottovalutato o forse sottostimato poi l'importanza di uno stanziamento importante, insomma, cospicuo proprio per il tema ambientale. Sentiamo però per il momento una telefonata. Buongiorno. Pronto? Abbiamo qualcuno in linea? Buongiorno? Non sento nessuno. Pronto? Niente. Torno dunque su quanto di premessa. 14 milioni, se non sbaglio, per gli asili nido, è stata una delle proposte che ha cambiato un po' anche una delle novità, diciamo, introdotte dalla Giunta. 6 milioni circa, se non mi ricordo male, il piano attivo del lavoro presentato dal governatore Federica e da Alessia Rosolén. Su questi temi il Movimento 5 Stelle cosa ha detto? Noi ovviamente sono due temi che abbiamo comunque a cuore, perché l'abbattimento delle rete all'asilo non è una novità assoluta, perché c'era già, è stato implementato, si è prevista la gratuità dal secondo figlio in poi. Questo è sicuramente un segnale forte che questa amministrazione ha voluto dare per diciamo, dichiarare la propria vicinanza alle famiglie, così come giustamente ha sempre rivendicato anche in campagna elettorale. Per quanto riguarda le politiche attive del lavoro, diciamo uguale, c'è stata una sorta di prosecuzione anche su quello che è il lavoro che è stato fatto negli ultimi 5 anni in questa regione, per cercare di agevolare anche chi come imprenditore voglia assumere delle persone a tempo indeterminato. Che è la cosa fondamentale. Noi come Movimento 5 Stelle diciamo, abbiamo dato questa impronta anche a livello governativo col decreto dignità, cercando di mettere un limite a quello che è il precariato diffuso, così come lo chiamiamo, ovvero questa diciamo, sorta di vizio che hanno gli imprenditori ad assumere persone a tempo determinato, 6 mesi, senza dare alcuna certezza di un futuro ai nostri lavoratori. Su questo si è fatto anche molto in questa legge di stabilità, se pensiamo anche alle deduzioni IRAP che sono state inserite, e non solo per l'anno di imposta, e quindi eventualmente nel 2012 quando ci sarà l'assunzione di persone disoccupate, ma anche per i 2 anni successivi. E proprio con un nostro emendamento accolto in aula abbiamo ottenuto che questa deduzione ci possa essere nei 2 anni successivi, ma ci deve essere la condizione che gli imprenditori debbano mantenere poi i livelli occupazionali, perché assumere persone per poi prendere gli incentivi e poi licenziarne magari altre sicuramente ricalca un po' le critiche del Jobs Act. Ricalca tutto sono quei correttivi che ovviamente come movimento cerchiamo di inserire un po' a tutta la legislazione nazionale e regionale, proprio per dare attenzione ai lavoratori e, come ama ricordare il Ministro dello Sviluppo Economico Di Maio, non ai prenditori. Ma agli imprenditori che vogliono giustamente fare azienda, che è giusto che abbiano un aiuto, soprattutto, ripeto, se danno del lavoro a tempo indeterminato ai nostri cittadini. Andiamo a sentire un'altra telefonata. Buongiorno. Sperando ci sia qualcuno in linea. Pronto? Pronto, buongiorno, Bruno qua. Prego. Ci dica. Prego. Ecco, volevo dire che al 5 Stelle la Regione distribuisce col bilancio quelle risorse che la ha adesso, che è praticamente in cassa, no? Ecco, vedremo sul bilancio nazionale, che sarà lacrime e sangue,
visto che abbiamo 100 miliardi di euro solo perché la finanziaria non si è approvata, non si sa chi è morta e se mori, il mercato ne ha penalizzato per 100 miliardi per questo scherzetto qua. Quindi la Regione avrà sempre meno risorse, come che avrà tutti sempre meno risorse, no? Adesso Di Maio ha detto le assunzioni eccetera, il navigator eccetera, stiamo calmi, vediamo che non ne vengono stomaci altri 100 miliardi di spread, quindi questi entusiasmi va prese con le pinze. Ecco, qua dopo in Regione un vostro cavallo di battaglia De Ussai era contro il gioco d'azzardo e non si sta accolto, no? Una piaga quasi, pensionati al minimo che spendi metà pensioni per il gratta e vinci, dopo che abbiamo qua i bar che dici i nostri introiti è più che con le macchinette che con i caffè e quindi non che arriva a sfondare. Qua abbiamo praticamente il servizio sanitario che dici qua c'è tanti che zoga e dobbiamo spendere miliardi perché, cioè per mettere personale perché abbiamo sempre più utenti che si impreda al panico del gioco, quindi il servizio sanitario non dà più, i medici non prescrivi più visite, però abbiamo un aumento, cioè non rivedi strigarve, no? Cioè, quindi era quel di modificare il gioco d'azzardo che non si è arrivati, questo era un punto cardine de Ussai che mi approvo in pieno, ma non avere sfondato, adesso facciamo questo, con i soldi che avere. Dopo il problema, Patuanelli ha detto, qua dove vedere la situazione economica di Trieste, non la nazionale, perché con l'Italia andiamo in fondo. Patuanelli ha detto, oasi felice al centro dell'Europa, domanda a lei, adesso che è il debito pubblico, noi dovremmo pagare il debito pubblico dove che il trattato di pace ne esenta, perché solo abbiamo l'allegato ottavo e non l'allegato decimo, l'articolo 5 che ne esenta di parlare? È vero che in Regione il gruppo per le autonomie ha presentato una interrogazione alla Giunta, al Consiglio regionale per vedere se quasi Italia o no, discutiamo del futuro di Trieste e della patria del Friuli senza slargarsi oltre. Noi ne interessa di qua dell'Isert, di là è tutta un'altra nazione. Grazie. Grazie. Il problema è che io sono consigliere regionale e mi interessa anche di là dell'Isert, non solo perché vengo da Udine, ma perché ovviamente noi dobbiamo fare gli interessi di tutti i residenti Friuli Venezia Giulia. Cerco di dare alcune risposte. Beh, intanto mi fa piacere che siano 100 miliardi, stamattina venendo qui, ascoltando la RAI nazionale, sentivo parlare di 300 miliardi, decidetevi. Allora, è chiaro che c'è una problematica legata a tutto quello che sta succedendo a livello nazionale con lo spread e quant'altro, alla manovra, prima si parlava di 2,4, ora di 2,04, queste cifre che sinceramente a noi interessano fino a un certo punto, se calcoliamo che prima di noi queste cifre ballavano intorno all'1,4-1,5%, per cui chiaramente un cambiamento, un passo in avanti è stato fatto. E poi vedremo mercoledì ovviamente se anche l'Unione Europea accetterà questi sforzi, queste diciamo così trattative che ci sono state non solo tra Unione Europea e il governo italiano, ma anche all'interno del governo italiano, per decidere poi come andare a reperire quelle risorse necessarie per fare tutto quello che poi abbiamo promesso in campagna elettorale, noi e ovviamente l'altro partito che governa in Italia, ovvero la Lega Nord. È vero che da tutto questo ci potranno essere minori entrate per la regione? Probabilmente sì. È chiaro che anche noi come il governo italiano siamo convinti che comunque una manovra espansiva possa portare a una crescita del paese, non a una decrescita, e pertanto una crescita delle entrate farà sì che ci saranno ancora più entrate per la nostra regione. Poi il grosso della partita ovviamente dovrà giocarlo il Presidente Fedriga con i vari ministri interessati per rivedere quelle che sono poi le condizioni anche dei famosi
patti che negli anni si sono chiamati Tondo Tremonti o Padova Serracchiani, che di fatto stabiliscono quante sono le risorse per la nostra regione, ma soprattutto a fronte di quelle risorse quali funzioni dovremmo avere noi e mantenere qui oppure acquisire come nuove. Si parla ad esempio del servizio scolastico regionale, quindi è chiaro che sarebbe una spesa ulteriore e ovviamente bisogna farci fronte con nuove risorse. Si parlava di gioco d'azzardo. Noi ovviamente come Movimento 5 Stelle abbiamo presentato una mozione poche settimane fa in Consiglio regionale, una mozione che non era stata accolta e pertanto per non vedere una bocciatura della stessa in aula abbiamo deciso di ritirarla, anche perché stava per essere travolta completamente da un emendamento di Forza Italia che andava in senso, diciamo, diverso rispetto a quello che abbiamo proposto noi. Noi a livello nazionale, ed è sempre bene ricordarlo, il decreto dignità non parla solo di contratti a tempo determinato e indeterminato, ma parla anche di gioco d'azzardo. C'è stata per la prima volta lo Stato italiano ha deciso di bandire la pubblicità del gioco d'azzardo su vari livelli, proprio per evitare che ci sia un bombardamento psicologico anche rispetto a fasce deboli della popolazione, invogliandole a giocare. Ci sono dei contratti ovviamente che vanno rispettati ancora fino alla scadenza, dopo questo sarà non più visibile neanche nelle nostre televisioni e diciamo è sicuramente un segnale importante. Qui in Regione c'è una legge importante varata ancora 4 anni fa sul gioco d'azzardo, il problema è farla rispettare. Sono pochissimi i comuni che diciamo, si sono attivati a verificare quello che prevede la legge regionale. Noi abbiamo continue segnalazioni anche di bar e sale che vogliono aprire e che non sarebbero esattamente in linea con quello che prevede la nuova appunto, legge regionale. Noi invitiamo tutti quanti, cittadini, consiglieri comunali e chi può ovviamente essere interessato al tema, a segnalare queste cose alle forze di polizia, perché ovviamente se ci sono dei locali che non rispettano la legge è giusto intervenire ed è giusto anche bloccarli. Noi recentemente abbiamo fatto proprio azioni di questo tipo e ora vediamo, perché c'è un locale che doveva aprire venerdì e ancora non è aperto perché evidentemente qualcosa non andava. Poi quando avremo maggiori dettagli su quello che è effettivamente il motivo del ritardo potremo anche renderlo pubblico, ma come detto noi continuiamo la nostra attività perché giustamente, come diceva il signor Bruno, e chiaramente quello non solo è uno spreco di denaro di privati che immettono in mercati poi a volte leciti, a volte no, e questo è anche un'altra problematica, ma è soprattutto una grossa spesa per il nostro sistema sanitario regionale, per cui ogni diciamo così, euro che riusciamo a investire nella lotta all'azzardopatia è sicuramente un euro recuperato per quanto riguarda il nostro sistema sanitario, ed è il motivo per cui noi continueremo e continuiamo anche a fare la battaglia contro l'inquinamento, perché tante volte sembra che stiamo parlando solo di ambiente. No, la gente muore per inquinamento, la gente si ammala per inquinamento e la gente poi va curata per inquinamento, e quelle cure ovviamente le deve sostenere la nostra regione e la nostra sanità. Sentiamo ancora una telefonata. Buongiorno, pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono la Cinzia. Sì. Buongiorno. Ah, ecco. Mi sente, no? Sì. Niente, volevo dire al consigliere, penso, di 5 Stelle, non so che cos'è, adesso non ho capito. Niente, io volevo dirle una cosa riguardo a tutto il fango che vi viene buttato addosso, no? Cioè la gente che adesso vi critica nei partiti è quella che ha mandato il paese alla rovina, per cui la bacchetta magica non si ha, ci vuole tempo, come ho detto tante volte, per rifare tutto. Purtroppo quando non si pulisce una casa da un anno, dopo un anno ci si ritrova sporcizia a non finire, e questo è quello che si sono ritrovati la Lega e il 5 Stelle. Secondo me stanno lavorando bene, stanno mantenendo quello che hanno detto in campagna elettorale,
Per cui la gente che li critica, che continua a buttarle, sono quelli che dovrebbero solo che stare zitti. Cioè il partito di Berlusconi ci ha messo nell'euro e nell'Europa, che è stata la rovina più grande che poteva fare. Ci ha distrutto, ci ha distrutto. Cioè i 10 anni che abbiamo avuto della sinistra hanno fatto danni a non finire. Allora dovrebbero solo che star zitti. Io capisco che sono all'opposizione e devono per forza, ma sarebbe meglio che stiano zitti e basta, veramente io non ho altro da dire. I 5 Stelle stanno lavorando bene e anche la Lega e che continuino ad andare avanti così e se ne freghino. Chi dice che uno è indagato, 10 di loro sono indagati per uno dei 5 Stelle che loro accusano. Per cui devono solo che stare zitti. Vi auguro buona giornata, auguri di buon Natale. Grazie. A tutti i 5 Stelle, alla Lega. Grazie signora. Grazie, buona giornata. Arrivederci. Ricordo anche alla signora Cinzia, vabbè, che la sua seconda telefonata era solo di dettaglio. Oggi, quando c'era ospite Lo Bianco, le telefonate a telespettatore sono 2. Questa era la terza, ma ripeto, c'era una chiamata di dettaglio perché alla prima segnalazione è seguita una integrazione, quindi in questo caso, come dire, volevo fare il giudice e l'arbitro, mi dispiace di fare il cane da guardia, in questo caso non c'è problema, insomma, si ricordi poi di intervenire 2 volte come tutti gli altri. Sentiamo subito in sequenza un'altra telefonata, poi entriamo in merito anche a quanto detto dalla signora. Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora io avevo già chiamato per un problema dell'assistenza domiciliare, dove si potrebbe creare molto lavoro con l'assistenza domiciliare. Intanto bisogna aumentare il FAP, che è il Fondo di Autonomia Possibile, e la soglia di ISEE, come ci sono in altre regioni. Secondo, bisogna dar luogo al cambio del contratto della badante, per tutta una serie di problematiche dove la badante può andare via quando vuole e invece magari un'agenzia che la prende non può licenziarla e tenersela in carico. Dopodiché agevolare la nascita di aziende di questo settore, naturalmente modificare l'IVA al 22%, perché se io ho un'azienda e far pagare la badante anche al 22% mi sembra una cosa allucinante, dove ci sono badanti che vanno in nero o le prendi naturalmente senza l'IVA, invece di dar luogo a nuove residenze polifunzionali di quartiere che c'è già in altri posti del mondo come in Finlandia, in Germania eccetera, e l'aggregazione dove è possibile di case comuni per l'assistenza 24/24. Questo creerebbe veramente tanto lavoro in questo settore dove ce n'è sicuramente bisogno. Purtroppo una risposta da persone che siano tecniche non è mai stata data, aspettiamo una modifica di tutte queste problematiche. Grazie, arrivederci. A lei, consigliere Sergo, chiedo scusa per i colpi di tosse. Ma intanto ringraziamo la signora Cinzia che avrà chiamato per la terza volta, ma almeno sì, no, diciamo ripeto, in questo caso quando ci fanno i complimenti nessuno, va benissimo. No, va bene, è giusto ricordare le regole. Ovviamente ricordare. no, dicevo grazie, è vero che le 2 forze politiche stanno mantenendo quanto detto in campagna elettorale, ci sono chiaramente tante difficoltà poi nel fare un lavoro, ma come dicevamo prima, adesso vediamo finalmente questa manovra verrà portata al Senato proprio nelle prossime ore e quindi da lì si potrà valutare effettivamente tutto quanto prodotto in questi mesi. Per quanto riguarda invece il signore prima diceva che ci vuole un'attenzione particolare al welfare, sì, noi lo diciamo praticamente da qualche anno ormai, cercando di porre l'attenzione su quello che sarà anche il nuovo mondo del lavoro. Tante volte si sente parlare di digitalizzazione, di macchine, di robot, di informatizzazione di tutti gli aspetti, ma ci sono molti lavori, tra cui quelli di cui parlava anche il signore che ci ha appena chiamato, che avranno sempre di più un'importanza
maggiore nella nostra vita, perché chiaramente allungandosi l'aspettativa di vita e avremo sempre di più molti anziani che avranno bisogno di cure, pertanto tutti questi lavori, quelli delle badanti, le assistenze, le case ovviamente diciamo per anziani, e tutto questo welfare avrà sicuramente un'importanza sempre maggiore anche nei bilanci, non solo della Regione chiaramente, ma anche dello Stato. La nostra attenzione sul Fondo di Autonomia Possibile, che è stato richiamato, è sempre stata molto alta. Noi quest'anno sappiamo anche una cosa fondamentale: sanità e welfare in Regione, per quanto è la previsione di spesa nel 2019, raggiungono ormai i 3 miliardi di euro. Noi in questo bilancio avevamo a disposizione come Consiglio regionale 4,5 miliardi. 3 miliardi erano per la sanità e per il welfare, quindi cifre sempre più importanti, perché poi aumentano di anno in anno. Si è detto negli ultimi 2 anni circa 200 milioni di euro sono quelli che ovviamente sono stati aumentati per queste poste, ed è chiaro che probabilmente neanche basteranno se continuiamo ad andare avanti così. Si è fatta una serie di proposte, ma sono anche quelle che il terzo settore avanza da tempo. Adesso, come detto, qualche risposta sicuramente ci potrà essere anche nella manovra nazionale, perché poi quando si parla di IVA sono tutte cose di competenza più del governo e del Parlamento che non nostra. Noi, per quanto riguarda diciamo la Regione, ovviamente abbiamo mantenuto il FAP così com'era. Ci sono state anche delle norme che possono andare in favore anche di alcune aziende diciamo per la persona della nostra Regione. Noi cercheremo sempre più che tutto questo movimento abbia a che fare, per quanto possibile ovviamente, con il pubblico e non con il privato, per evitare poi che anche sulla vita di queste persone ci possa essere qualcuno che abbia più interessi a fare interessi e quindi lucrarci sopra, che non effettivamente prendersi cura di una grossa fascia di appunto cittadini. Altra telefonata che sentiamo subito. Buongiorno. Buongiorno, sono in linea, no? Sì, prego. Sì, senta, io ho aperto da poco e volevo chiedere al suo ospite, che forse mi sa dare una risposta. Secondo la legge Madia hanno messo a posto, cioè da tutti i precari a tempo determinato, anche i contratti a progetto, eccetto, esclusi gli interinali. Io volevo chiedere al signore qui presente, che appunto ha a che fare con la regione, se hanno intenzione di fare qualcosa per questi interinali. Okay. Perché ci sono delle persone che lavorano 5-6 anni in un luogo pubblico e non possono neanche essere messi a posto. A seguito dei concorsi loro sono quasi sempre esclusi, perché fanno i precari assunti proprio dalle stesse amministrazioni, non degli interinali. È una legge ingiusta secondo me questa legge Madia, e volevo una risposta in merito, se ci sarà qualcosa per questi interinali, perché non è giusto che tutta la vita stiano così, hanno famiglia e sono precari, non possono fare un mutuo, non possono fare niente. Perché hanno lasciato fuori questa categoria di persone? Questo mi chiedo io. Ok, grazie, adesso ne parliamo. La ringrazio. Buongiorno. Ma, allora, questa diciamo degli interinali è una partita che viene diciamo richiamata spesso anche in regione. So che comunque è già l'attenzione anche dell'assessore Rosolen, che se ne sta occupando anche nei vari tavoli che ovviamente ci sono aperti anche con i sindacati.
La signora diceva è una legge ingiusta, beh appunto è una delle tante leggi ingiuste che purtroppo per 7 anni i governi precedenti hanno varato, interessandosi sempre di più, come si diceva anche poco fa, di interessi di pochi rispetto a quelli di tanti. E come dicevamo all'inizio, la nostra intenzione è sempre quella di andare contro chi sfrutta delle persone di mese in mese. Gli itinerari ovviamente sono tra questi. Poi è chiaro che c'è tutto un rapporto tra le agenzie interinali e ormai le nostre imprese, perché poi anche lì si parla comunque di assunzione da parte delle agenzie interinali, ma la problematica è proprio permettere alle imprese di non doversi più diciamo così, affidare a questo tipo di contratti, ma di poter assumere le persone a tempo indeterminato, e questo vale poi via più anche per le amministrazioni pubbliche, ma dicevo, di assumere queste persone a tempo indeterminato per dare loro una certezza. È esattamente quello che parlavamo prima. Se un imprenditore non fosse costretto in qualche modo a dover pagare molti più soldi per assumere un nuovo operaio rispetto a quello che gli costa un interinale, avrebbe tutto l'interesse ad avere una persona su cui fare formazione, su cui poter avere la certezza che sappia cosa va a fare la mattina quando si presenta sul posto di lavoro, invece di avere ogni volta persone che prima addirittura potevano pagare con un voucher, averle qualche ora e poi lasciarle libere di cambiare completamente mestiere. Questo non è il nostro mondo del lavoro, ed è chiaro che anche per quanto riguarda le situazioni degli interinali stiamo andando verso quella direzione. Per quanto riguarda ovviamente il governo e il Ministero del Lavoro, che poi è lo stesso dello sviluppo economico con Luigi Di Maio, che ha voluto proprio mantenere queste due importanti cariche, proprio perché, come vedete, spesso e volentieri si intrecciano tra loro. Ancora un'altra telefonata, facciamo in tempo a sentirla, ma magari parleremo dopo degli argomenti che porta al tavolo. Buongiorno. Pronto? Sentiamo, altrimenti andiamo direttamente in pubblicità. Buongiorno. Ok, come non detto, allora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, ritorniamo tra poco, saremo ancora in compagnia del consigliere regionale Cristian Sergo fino alle 11. Torniamo in diretta, sono le 10:05 circa in questo lunedì 17 dicembre in compagnia del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Cristian Sergo. Intanto vediamo se abbiamo telefonate, così non facciamo attendere eventuali telespettatori in linea. Proviamo a sentire qualcosa da casa. Buongiorno. 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 Eccoci, prego. Eccomi qua. Buongiorno. Allora, Francesco Ferfoglia. Buongiorno. Che ascolta e commenta chiedendomi se il Sergo, che fra l'altro mi ricorda un tempo in cui un atleta fiumano che si chiamava Sergo, un pugile che è diventato campione d'Italia, mi ricorda altri tempi, quindi quale atleta e pugile, quindi vezzo al combattimento, non pensa a certe cose sulle quali questi giorni sto riflettendo ampiamente. Allora, ogni giorno da Duisburg a Duisburg arrivano in Germania, arrivano 7 convogli ogni giorno che partono verso la Cina o verso l'estremo oriente. Allora, Capodistria, cioè noi abbiamo detto quest'anno a Trieste abbiamo il 17% in più di movimento di TEU. Di TEU, sì. Capodistria, la piccola Capodistria quest'anno ne ha 1.100.000. Ma quello, a parte il fatto che da nord ci sono le nuove vie col disgelo che avranno come capolinea San Pietroburgo, e quindi una parte dei traffici del Mediterraneo spariranno, ma quello che mi ha colpito e che credo che deve colpire i nostri politici, adoperando tutti i termini che abbiamo con i vari
allegati 7, 8, eccetera, eccetera. A Venezia, e sono ben informato in quanto ho degli interessati che mi danno le notizie, hanno scartato la possibilità di fare il molo, cioè il porto a Marghera, ma intendono farlo a Chioggia, sì. E ci sono già interessi notevoli, 1 miliardo e 200 milioni, per poter eventualmente realizzare questo porto, che naturalmente va a scapito di Trieste. È il caso che voi politici, facendo una specie di lega di Aquileia nei confronti di una regione come il Veneto di 6 milioni di abitanti, con una realtà politica unica, vi mettete d'accordo per poter eventualmente adoperare le nostre condizioni e caratteristiche per evitare che Trieste ridiventi un porticciolo e possa diventare, con gli argomenti che vengono trattati, cioè i vari allegati, un qualcosa che non dico io. Luca Caracciolo, quando è venuto a Trieste, ha detto che a Trieste si può sviluppare solamente se c'è l'intervento dello Stato. Gli interventi locali servono come le banane a pranzo. Viva Trieste, viva l'Italia, viva l'Europa. Ferfoglia, dimentica viva Roiano però. Viva Roiano anche, viva Roiano. Grazie. Viva Roiano, libera da tutte quante le intercessioni. Grazie Ferfoglia, buona giornata. Vi voglio bene. Grazie, ci sentiamo, grazie. Beh, Prego, ha ricordato un Sergo campione del mondo fiumano, è mio padre di Fiume, quindi sveliamo che c'è solo una vicinanza diciamo, geografica. E, comunque sulle tematiche dette è chiaro che la nostra attenzione su questo è massima, anche perché si parla sempre di Via della Seta, ma poi se si annuncia la Via della Seta e per sotto si lavora per altre vie che o magari saranno anche quella della Seta ma che non riguardano più Trieste, ma appunto possono riguardare Venezia, ma anche altri porti diciamo d'Italia, è chiaro che noi su questo abbiamo sempre posto l'attenzione anche con il nostro Ministero. Ma il problema è sempre il solito, dobbiamo chiederci come mai ci siano così tante navi che decidono di fermarsi a Capodistria invece che di allungarsi fino a Trieste, per poi appunto avere accesso a tutti gli stati praticamente europei, grazie comunque alle infrastrutture ferroviarie che abbiamo. È sicuramente questo il tema che sta impegnando anche l'autorità portuale di Trieste con gli investimenti che vengono fatti. Ci sono 77 milioni di euro che comunque non sono pochi, che non sono un intervento locale, ma sono i soldi stanziati dal governo per gli interventi di rete ferroviaria italiana sul porto di Trieste. C'è il famoso potenziamento della linea previsto proprio fino a Venezia, che parte da questa città. Ci sono tutta una serie di iniziative che dovrebbero in qualche modo invogliare diciamo così, trasportatori di merci ad arrivare fino allo scalo Giuliano per poi raggiungere l'Europa. È chiaro che se questo non avviene dobbiamo chiederci come mai appunto si preferisce comunque arrivare a Capodistria, che comunque ha le sue limitazioni anche dal punto di vista infrastrutturale, perché anche di là si sono fatte determinate scelte negli anni che diciamo non è che siano andate nella logica di avere binari ovunque. Se pensiamo solo alle difficoltà della Capodistria di Vaccia, tanto per fare un nome, ma ci sono delle motivazioni legate soprattutto a tassazione e minori controlli da parte delle dogane di alcuni stati rispetto ai nostri. Dobbiamo decidere cosa vogliamo. Se vogliamo fare una lotta su quelle che sono le contraffazioni, su quelle che sono la sicurezza dei nostri prodotti, allora dobbiamo accettare che ci siano più controlli. Se vogliamo lasciare fare al mercato e quindi far entrare qualsiasi cosa in un porto come il nostro, probabilmente dovremmo accettare altre questioni, altre conseguenze. Noi riteniamo che questi siano comunque cose che devono essere stabilite dall'Europa.
qui non è solo una battaglia ovviamente del Comune di Trieste, della Regione Friuli-Venezia Giulia o dello Stato italiano. Quando ci sono di mezzo tematiche come queste, che riguardano ovviamente anche altri Stati europei, deve essere la comunità europea a doversi interessare di tutte queste vicende, stabilire quelle che sono le prerogative e magari fare anche una scelta che sia una volta per tutte decisa e consapevole per tutti quanti, anche perché poi noi non abbiamo solo Trieste, abbiamo anche un importante porto come quello di Monfalcone, che dal punto di vista degli scali e dei moli non ha nulla da invidiare ad altri poli del nord Adriatico. Ma questo ovviamente ci aiuterebbe, come detto, a fare chiarezza e poi a poter decidere su quali cose dover puntare, perché altrimenti avremo miliardi di euro spesi a Venezia, miliardi di euro spesi a Trieste, perché comunque con la piattaforma logistica non è che abbiamo speso poco. Esatto. Si dice sempre che dovrebbero arrivare i cinesi, che comunque una partita sul porto la giocheranno eventualmente anche nella zona di Servola, senza aprire tematiche ferriere e quant'altro che sappiamo che potrebbero essere importanti comunque per questa regione. Tutti questi soldi, chiaramente, se non c'è una logica di fondo e se non c'è un'idea definitiva di che tipo di trasporti vogliamo da qui a 20 anni, rischiamo ovviamente di vederli vanificati e di far lavorare solo le imprese che stanno lavorando in questo momento su queste opere, ma di non avere nessun beneficio per i cittadini tutti e neanche ovviamente per le varie città coinvolte. Ancora una telefonata, sentiamo, buongiorno. Pronto? Qualcuno? Buongiorno? Niente, oggi abbiamo un po' di difficoltà col telefono. Leggo una mail. I cittadini sono con voi, azzardopatia, reddito di cittadinanza, superamento legge Fornero. Bravo Cristian, sempre presente sul territorio, buona sveglia a tutti. Lorenzo da Udine. E salutiamo Lorenzo e ringraziamo ovviamente. Salutiamo Lorenzo. Sentiamo una telefonata adesso, sperando ci sia qualcuno in linea. Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Sì, pronto? Sì. Buongiorno, buongiorno a lei. La televisione di poco, mi è capitato il canale su un'altra rete, sì. E adesso vi dico quel che ha detto un certo Paolo Agnelli, che è presidente della Confindustria, una cosa a livello nazionale. Sì. Visto che PD, Forza Italia, dice che la quota 100 non porterà al lavoro, lo dice questo signor Agnelli che non è il primo che passa per strada, presidente Confindustria. Sì. Dai suoi calcoli che ha fatto come statistiche così, su 100 delle pensioni, più di 80 veniranno assunti. Questo perché? Perché le piccole aziende, ovviamente, sostituirà le persone anziane, io over 60, diciamo, prima di tutto quelli che non sei più in grado di fare certi lavori pesanti, e in più magari quelli che devi aggiornarsi tecnologicamente, che magari c'è un muro giovane, quindi poi se mi dico una catena di montaggio che mi serve 4, che mi devi vedere 4 bulloni, non posso ridurre, se abbiamo pensione resta 3. Questo è lo che ha detto lui. E uguale sto qua, anche non so, tipo ospedale, vai un infermiere, non posso lasciare un reparto senza un infermiere in meno, o anche nei comuni, polizia, pompieri, cioè se mi va via come dice il PD 10 dei loro, non mi posso mettere solo 5, se no blocco ambulanze, polizia, carabinieri, pompieri, tutto quanto. Gli unici che avranno una riduzione sono solamente le grandi aziende, quelle che applica questa roba, questa tecnologia 4.0, perché assumerà di meno causa automatizzazione. Eccolo, questo è lo che ha detto una persona che non penso che sia il primo barbon che gira, una persona con testa che è il presidente di Confindustria, quindi conferma che la quota 100 darà spazio a, non dico a 100 su 100, però almeno l'80, più dell'80% che andrà via. Quindi volevo dare questa notizia qua, che adesso appunto che ascolti anche quei fenomeni del PD che dici che non è vero, che la gente non che l'industria non assumerà più, che invece è vero, perché siete le 4 che bisogna dei 4 giornalisti per andare avanti, se va in pensione per esempio Gulotta, è ovvio che dico così, caro, dico, però è ovvio che deve c'era un altro, perché non è che 3 può fare le volte 4, a meno che non sia come che ha detto sto Agnelli, un'azienda 4.0 che invece che dello Gulotta invece un robot che parla, eccolo. Quindi questa è la notizia che finalmente una persona seria dici, al contrario che dici Forza Italia e PD. Va bene. Grazie, ciao. Salve. Grazie, buongiorno. Beh, potremmo sperimentare un cyborg che conduce Sveglia Trieste al posto nostro, così non ha problema di arrivare qua spettinato e con gli occhiai. Prego. Ma no, ci auguriamo di no, un po' di umanità serve sempre.
ed è ovviamente un po' anche quello che si diceva proprio all'inizio, no? Quando parlavo di automazione e di modo di lavoro che cambia. Ci saranno certo. Sicuramente dei settori che vedranno probabilmente un calo dei livelli occupazionali, ma ci sono anche degli esempi e ovviamente di questo abbiamo cercato di parlare anche quando Luigi Di Maio è venuto proprio in Friuli Venezia Giulia qui a gennaio a visitare alcune delle imprese più innovative della nostra regione, che a differenza di quello che si può credere hanno fatto importanti investimenti in automazione anche dei propri magazzini, ma non hanno assolutamente diminuito il livello occupazionale. Questo perché? Perché poi ci sono ovviamente delle nuove professionalità che devono assolutamente venire fuori nel mercato del lavoro. C'è bisogno di chi fa manutenzione poi di queste macchine, c'è bisogno di chi le sa gestire, di chi le sa programmare, aggiornare. E sono tutte cose che noi purtroppo negli ultimi 30 anni abbiamo delegato ad altri paesi. Questo è sicuramente un gap che noi come movimento anche a livello nazionale vogliamo combattere, siamo consapevoli di questo ed è già qualcosa, perché purtroppo i partiti ovviamente tradizionali avete visto che non si sono dimostrati, diciamo così, attenti a quella che è veramente una nuova rivoluzione dal punto di vista del mercato del lavoro. Essere consapevoli dal nostro punto di vista è sicuramente importante, tant'è che anche 3-4 anni fa avevamo fatto una ricerca proprio su questi temi e su come sarà il mercato del lavoro nel 2025. Quindi non era solo ovviamente un qualcosa legato alla nuova legislatura e ai prossimi 4 anni ormai, ma era un qualcosa di lungo termine, ed è in questa direzione che ovviamente noi siamo andati anche con il decreto dignità, perché dicevo prima, le aziende devono essere diciamo così, messe nelle condizioni di poter assumere personale, tenerlo a tempo indeterminato, fargli fare questi corsi di formazione che dicevo, proprio perché ci deve essere una riqualificazione. Magari non si parlerà più di tagliare singoli pezzi di lamiera o acciaio, ma si parlerà di come fare questo a delle macchine nel minor tempo possibile, con una serie di processi ovviamente innovativi, ed è questa la nuova sfida che l'Italia deve diciamo così, purtroppo iniziare a percorrere, perché poi ovviamente ci sono molte imprese che su questo hanno fatto molti lavori e molti investimenti già da anni, e tant'è che sono concorrenziali anche a livello mondiale. Ce ne sono altre che ovviamente devono appena iniziare questo nostro percorso, e chiaramente noi vogliamo essere al fianco di tutte queste, soprattutto piccole e medie imprese, per dargli una possibilità di essere sempre più competitive e di non farsi travolgere da quello che è veramente o potrebbe diventare uno tsunami, qualora anche altri paesi in Europa ci possano, diciamo così, superare su questi temi. Sentiamo ancora una telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno Nino. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Allora volevo ritornare sul discorso del gioco d'azzardo. Sì. Negli anni 70 qui a Trieste c'era qualcuno che chiedeva di aprire un casinò. Vero. La legge italiana non lo permetteva, avevamo però già Venezia, Campione e ancora altre 2 località dove esisteva già questo casinò. Il casinò sicuramente avrebbe portato degli introiti non indifferenti per la città di Trieste, questo è una cosa. Poi abbiamo visto il proliferare di sale da gioco, slot machine, casinò, che per conto mio quelli lì sono illegali, però giustamente ognuno può uccidersi con la propria mano senza nessun problema. Il 5 Stelle, come lei dice, è riuscito a far tirar via la pubblicità dei giochi d'azzardo, no? Giusto? Perfetto. Però i 90 miliardi che lo Stato dovrebbe ancora ricevere dalle slot machine, quelli lì sono andati persi. Tutti gli introiti dell'IVA e degli incassi di queste sale da gioco vanno persi. Cioè, io della pubblicità, mi scusi del termine, me ne frego. Cioè, a me interessa i soldi, l'Italia ha bisogno di soldi. Allora perché io devo pagare l'IRPEF, devo pagare questo, devo pagare l'ICI, nel mentre questi usufruiscono di sconti speciali per avere cosa?
a qualcuno andrà questo introito, giusto? E voi tirate via le pubblicità. A me delle pubblicità non importa. Voglio dire, sinceramente, è un po' difficile. L'altro giorno addirittura si parla, questo benissimo assegno per la gente che non ha niente, no? Sicuramente. Però a questa gente non bisogna dare i soldi in mano, perché c'è qualcuno che va lì a giocarli, Sì. Siamo ben attenti. Sì. E poi un'altra cosa, il gioco d'azzardo, e bisogna anche vedere una cosa, loro alla vincita ti danno i soldi, una volta davano gettoni da ritornare a giocare di nuovo o a consumare al banco, che poi c'erano sempre i furbi che gli cambiavano i gettoni. Quindi la legge dovrebbe essere molto ma molto cattiva con questa cosa qui. Io non sono giocatore d'azzardo e mi dispiace per la gente che si perde la vita per queste cose qua, e noi come Stato ci perdiamo soldi e voi fate solo pubblicità per non giocare. Mi dispiace, ma è così. Buone feste, buoni auguri, tante cose. Grazie. Sergo? No, lei gioca d'azzardo? Perfettamente, no, non più, devo dire la verità, non giocavo più. Perché da giovane anch'io scommettevo, adesso sono sicuramente 6 anni che non prendo neanche un gratta e vinci, e sinceramente mi vergognerei a farlo. Ma proprio perché ovviamente è un messaggio, e sono quegli esempi che poi vogliamo dare a tutti i cittadini, tant'è che vabbè, diciamo, si vive lo stesso. Sì, certo. Il problema che diceva il signore chiaramente è molto sentito, è giustissimo quello che ha detto, però è giusto anche ricordare che i famosi 98 miliardi di condono così, o di sanatoria sul gioco d'azzardo sono stati, è stata una decisione dell'allora governo Letta, mi pare, portata avanti anche dai governi successivi. È chiaro che noi su quelli adesso non possiamo più intervenire. C'è ovviamente tutta l'intenzione, e lo vedrete anche nella manovra, di andare a recuperare risorse importanti proprio per sostenere tutte le promesse che abbiamo fatto in campagna elettorale e andarle a prendere anche da questo tipo di attività. È chiaro che il signore dice: voi avete tolto la pubblicità, e lui diceva: io me ne frego. Condivisibile, però è sicuramente un segnale. Prima non si è fatto neanche quello. Prima non si è fatto nemmeno quello, anzi si è praticamente dato il messaggio su ogni tipo di televisione, e anche sulle televisioni viste dai piccoli, e anche sul mondo sportivo, perché basterebbe vedere poi il coinvolgimento dei più grandi campioni di calcio della nostra nazione in questo tipo di pubblicità, e chiaramente si dà un messaggio positivo a qualcosa che di positivo ha ben poco, se ovviamente abusato poi come tutte certo. le cose che non vanno bene. Qualche giocata si può anche fare. Qui stiamo parlando di altro, stiamo parlando di gente che entra la mattina in un bar e esce a orari incredibili solo perché non si rende conto di essere in una stanza chiusa, senza luce, e del passare del tempo. Stiamo parlando veramente di un fenomeno sociale su cui ovviamente, come si diceva anche prima, ci si ammala, e poi ovviamente si rischia di perdere tutto ciò che si ha. Si può fare di più? Certamente, lo faremo. Ricordo anche al telespettatore che ci ha chiamati che non stiamo governando da soli, e quindi ovviamente poi nelle varie mediazioni... No? C'è il contratto, ma insomma, c'è un accordo, come si chiama? Un contratto di programma. Sì. Contratto di programma che appunto dura 5 anni, che ha determinate cose, e noi ovviamente all'interno di quello possiamo portare avanti anche le nostre politiche. È chiaro che laddove magari noi abbiamo determinate visioni un po' più radicali, ma questo vale anche per la Lega Nord, poi bisogna trovare il compromesso per poter andare avanti con il contratto di programma. Ancora una telefonata, buongiorno. Pronto? C'è in linea qualcuno? Buongiorno. Facciamo praticamente una telefonata sì e una no. Tipo intanto integro un attimo solo per dire
E per spiegare diciamo, questa questione del contratto di programma, voi vedete anche cosa è successo con la famosa ecotassa. Una proposta chiaramente nostra di andare in qualche modo anche a riprendere dei soldi da chi? Da chi inquina sostanzialmente. In maniera legale? Sicuramente sì, perché ovviamente se una macchina viene venduta inquina in maniera legale, ma per qualcuno, vi ricordo, visto che siamo a Trieste, che anche la Ferriera di Servola inquina in maniera legale perché rimane all'interno dei limiti di legge, se vogliamo, no? Ecco, allora è chiaro che qui dobbiamo intenderci sulla parola inquinamento. Ci può essere un inquinamento legale, ci può essere un inquinamento illegale che va combattuto direttamente, ma anche l'inquinamento legale. Se noi mettiamo un limite di emissioni di 1 grammo, no, come si dice sempre, di CO2, una macchina emette 1 grammo di CO2, se ho 10 macchine ne emettono 10. Allora è chiaro che non è colpa del singolo costruttore che emette una macchina o vende una macchina a 1 grammo di emissioni, ma è colpa di chi ovviamente le compra, ne abusa e va avanti in tal senso, e chiaramente non può migliorare la qualità della nostra aria in questo modo. Quindi non potendo, diciamo così, attaccare i singoli perché dovremmo accusarli di vendere qualcosa di illegale, ma così non è. Chiaramente la nostra idea è quella di fare in modo che chi vuole invece comprare una macchina come un SUV, come queste che inquinano di più, le paghino di più, perché è una scelta loro. Poi decidere ovviamente di arrecare in qualche modo un disagio ad altri cittadini, ma a quel punto almeno la logica nostra era quella di far valere quello che è il principio anche europeo del chi inquina paga. E anche lì si è scatenata una bagarre, sembrava che avessimo messo chissà quale tassa ovviamente sopra. Adesso ho letto che invece anche stasera c'è un accordo in tal senso anche a livello governativo, e quindi a quanto pare l'ecotassa dovrebbe rimanere e ripresentarsi anche al Senato. Noi ovviamente ci auguriamo che possa essere così, ma quello che ci premeva di più erano sicuramente i bonus anche per le auto meno appunto inquinanti, meno impattanti, e quindi fare in modo che queste non costino più 30.000 euro come fino a poco fa, ma ci possono essere degli incentivi importanti e fare in modo che il parco auto possa in qualche modo essere sicuramente sostituito nei prossimi anni. Chiedono da casa a Tiziano, visto che il consigliere si occupa di tutta la regione, di boicottare quello scempio che ha fatto la Serracchiani con il 118, se è possibile cioè con il 112, quindi ripristinare il 118, si parla del numero unico delle emergenze. L'ultima frase era simpatica. No, sì, vabbè, non è che si possa boicottare il 118, è chiaro che noi anche a livello regionale, il mio collega Usai che si occupa strettamente di sanità ha chiesto a gran voce anche all'assessore Riccardi di rivedere quello che è il sistema del numero unico, anche alla luce di quelle che poi erano le preoccupazioni e le dichiarazioni stesse dell'assessore quando era all'opposizione con la giunta Serracchiani. È chiaro che lì abbiamo un problema, secondo me, più che altro di organizzazione e di decisioni prese che vanno un po' a discapito di quella che deve essere la velocità negli interventi poi degli singoli operatori. Passare tutto all'interno di un'unica centrale e poi in un secondo momento decidere quali siano le forze da mettere in campo per un eventuale soccorso, non è che lo diciamo noi, ma sta portando, basterebbe vedere i dati che appunto anche il mio collega in una conferenza stampa ha presentato proprio qui a Trieste, sta portando dei ritardi che a volte possono essere anche fatali per le persone che vengono in qualche modo soccorse. Questo secondo noi è totalmente da rivedere. Mi auguro che nel corso dell'anno, perché sapete che la settimana prima della manovra di bilancio in Regione è passata una prima, chiamiamola così, riforma della governance della sanità. Non avremo più le aziende che c'erano prima, ne avremo solo 3, più l'azienda zero che dovrà fare in qualche modo veramente da regia alle altre 3 presenti sul territorio.
Questo è un primo passo, ma è ovvio che la vera riforma della sanità deve ancora arrivare in Consiglio regionale e sarà quella che poi deciderà non solo le sorti del numero unico, ma anche le sorti dei vari ospedali, dei vari reparti, quali riapriranno, come vogliamo rivedere anche il sistema emergenza-urgenza, quali erano i punti di forza, pochi, previsti nella scorsa legislatura e quanti le debolezze e tutte le cose che ci siamo detti in questi anni. Ancora una telefonata quando sono le 10:30, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno Scherl. Buongiorno, eccolo, l'ho mega già riconosciuto, Gugliotta. Buongiorno ormai a lei e al suo altro che un cyborg a posto mio. Stella mia. Prego. Allora, mi volevo farvi un'inquazione al suo ospite, un gratta e vinci. Mi compro €1 di speranza, visto che se paga tutto, mi pago anche la speranza e me lo compro. Non sono una patina del gioco, ma qualche volta tento, perché non ho altri metodi per vedere una luce al fondo del tunnel. Non è che col gioco questa luce diventa più grande, ma mi dà una piccola speranza per poter far illuminare sto oscuro, che se oggi qua in Italia, a Trieste, eccetera. Quindi penso che aumentando la povertà come che la si è aumentata, non diminuisce il gioco, l'aumenta. Perché la gente va in cerca proprio di questa speranza che non trova in nessun'altra parte. Quindi se si illudi che almeno là, e se sa già in principio che non si vinci mai, ma se si illudi che almeno qualcosa può succedere per ognuno di noi. E dopo volevo dirvi una roba. Lo Stato nostro vivi sull'alcol, con le tasse sull'alcol, con le tasse sul tabacco, con le tasse sul gioco. Dopo fa i centri per disintossicazione dell'alcol, per disintossicazione del fumo e per la mega capì dal gioco. Ecco, un Stato serio, secondo lei, dovessi vivere su sta roba qua, allora mettiamo anche la prostituzione, perché se è la stessa roba, è una scelta anche quella. Se la è a livello statale non diventa più uno sfruttamento, ma diventa una scelta che può fare una donna, un uomo o non so chi che vuole. Qualche dunque può anche andare bene. E torno a dirmi, con quel che ho fumato in vita mia, non mi sono pagata un cancro, ma mi sono pagata 4. Dunque anche quelli che mi dici, non sta a fumare perché dopo te ne costi a noi come società, perché dobbiamo mantenerti nella malattia, no, con i soldi che dà lo Stato, ho 4 cancri pagai. Adesso vi saluto e buona giornata, grazie e buongiorno, ciao Gulda. Grazie, buongiorno. Allora, legittimo a sperare. No, ha perfettamente ragione, a parte che gratta e vinci da €1 poi danno una certa speranza, ce ne sono anche da 5 e da 10, per cui il problema, come detto, è serio, va affrontato, è ovvio che con l'aumento della povertà poi ci sono sempre più persone che hanno visto nel gioco d'azzardo una speranza, ma questo è proprio il fallimento di quello Stato che noi vogliamo cambiare. Non è possibile ovviamente che un qualsiasi cittadino possa attendere solo in questo caso dal gioco d'azzardo o da altre forme ovviamente più o meno lecite che siano una speranza di vita, perché se no allora a questo punto diamo ragione anche a chi per tanti anni ha giustificato la mafia come un qualcosa che dava lavoro ai giovani del meridione e anche alla camorra, qualsiasi tipo di lavoro fosse. È chiaro che questi ragionamenti non possono essere ovviamente accettati. Capiamo la disperazione, tant'è che, come si diceva prima, noi abbiamo un altro modo di dare speranza alle persone, il reddito di cittadinanza è uno di questi, non solo un mero assistenzialismo a chi non arriva a fine mese, ma soprattutto una volontà di recuperare, diciamo così, quelle persone nel mondo del lavoro, reinserirle nel mondo del lavoro, formarle per tutte le cose che ci siamo detti nella prima parte di trasmissione. Chiaramente questo è il nostro concetto di dare speranza a un cittadino, cioè dargli un posto di lavoro. E se noi non agiamo in tal senso, allora sì, avremo sempre più persone ferme davanti alle slot, chiamiamole così, machine dei bar,
perché non vedono un futuro. Succede per i nostri giovani, ma non possiamo neanche accettare che i nostri giovani siano costretti a lasciare il paese per andare ovviamente all'estero per cercare un posto di lavoro. Specialmente succede in questi periodi in Inghilterra, ma può essere ovviamente anche in Germania, Francia o Stati Uniti o qualsiasi altro posto dove trovino un posto di lavoro, cosa che in Italia è sempre più difficile fare. Allora, come detto, noi dobbiamo preoccuparci di mettere i nostri imprenditori nelle condizioni di assumere. Come si diceva prima, quota 100 può essere una di queste opportunità per far sì che ci sia un turnover nelle nostre aziende e anche nelle nostre amministrazioni pubbliche. Non è l'unico, dobbiamo mettere in campo tutta una serie di iniziative anche dal punto di vista economico per farlo, però come detto io dicevo ovviamente quasi con una battuta, mi vergognerei a farlo, ma non tanto per il fatto in sé, quanto perché ovviamente diciamo sempre battaglia, che il gioco d'azzardo ovviamente non è una soluzione di tutti i problemi e chiaramente non lo può essere neanche per me. Ecco. Sentiamo ancora una telefonata, buongiorno. Sì, pronto? Spero di essere io, Nino. Sì. Buongiorno. No, perché prima ho parlato e c'era uno che parlava in televisione e io non ho sentito, mi scusi. Era lei, allora, prego. Prima avevo parlato del gioco d'azzardo e mi ero dimenticato una cosa, siccome lei ha accennato che da giovane giocava ai gratta e vinci, quello come tutti quanti, d'altronde nessuno lo nega che si fa qualche volta così una piccola giocata. Però proprio per questo volevo dirle, l'ente nazionale, no? Che eroga queste gratta e vinci, lotterie, tutto quanto, quando una visita non viene presa, no? Non viene erogata perché chi ha vinto non si è fatto vedere tutto, dove vanno quei soldi? Sicuramente non credo nel portafoglio dello Stato italiano, ma bensì nel portafoglio dei dipendenti dell'ente, cosa che forse non sapete, ma è questo così. Loro si fanno il dividendo di tutte le vincite non riscosse, no? Questo è uno. Poi lei mi parla, adesso mi scusi, torno di nuovo al discorso del governo, lei mi parla del governo, noi vogliamo fare, noi così, noi così. Ma se avete fatto un governo nazionale con la Lega, no? Che il famoso giallo-verde, no? Che comandate e state modificando giustamente tante cose, non vedo perché nella regione non vi mettete insieme con la Lega e così siete più forti. Ma potete pensare ai numeri, se adesso loro comandano andate con 80, ma spiazzate tutti, la sinistra si dimentica più neanche delle votazioni perché nessuno neanche calcola. Allora voi non potete stare all'opposizione nei piccoli enti, nelle piccole città, nelle piccole regioni e poi alle governo siete insieme. Fate tutto anche nelle regioni, nei comuni, vedrete che le cose funzionano. Non fare opposizione sempre con l'opposizione stupida della sinistra, perché purtroppo, devo dirlo così, la sinistra ormai ha lasciato tutto nel dimenticatoio, non ha mai pensato a noi poveri italiani, no? Quindi fate questo, vedrete che il governo lavorerà ancora meglio, perché avendo tutto a sua disposizione lavorerà ancora meglio, spero almeno, no? Di nuovo. Grazie Nino. Arrivederla, buongiorno. Buongiorno, i numeri in regione sono un po' diversi comunque. No, più che altro in regione non governa la Lega, ma governa la Lega con Forza Italia, quindi diciamo che non è un problema di, credo, del Presidente Federica poter capire o riscrivere con noi un contratto di governo, è che l'ha scritto con altre forze politiche, ovviamente quel contratto e anche alcune scelte che vengono portate avanti comunque dal centrodestra non ci vedono d'accordo, perché sennò allora sì, potremmo entrare anche noi in maggioranza, avremmo anche votato questa legge di bilancio, invece noi come sempre abbiamo fatto responsabilmente, no, noi abbiamo votato contro. Alla legge di bilancio sì, ma perché? Perché all'interno ci sono comunque dei settori dove poter, secondo noi, intervenire, invece vengono confermate alcune cose che per noi sono e porteranno anche, diciamo, non dei benefici per i nostri cittadini, motivo per cui
noi ci siamo seduti anche in queste settimane, diciamo, laddove era possibile, in Commissione, in Consiglio, portando avanti le nostre proposte. Devo dire che rispetto a 5 anni fa, noi abbiamo già avuto modo di sottolinearlo anche sulla stampa, c'è stata anche una volontà di dialogo da parte di chi governa questa regione, dialogo nel senso di quantomeno ascoltare quelle che sono le nostre proposte, valutarle e accettare quelle diciamo, che abbiamo voluto portare avanti e alla loro attenzione, cosa che in 5 anni praticamente il governo di centrosinistra non ha mai fatto. Ora, a prescindere da tutto questo dovrebbe far ragionare ovviamente molte persone e soprattutto anche secondo me il centrosinistra, se non altro per l'occasione che hanno perso di portare avanti battaglie importanti che ovviamente il Movimento 5 Stelle ha sempre voluto fare e su cui non siamo mai stati ascoltati dalla Giunta Serracchiani. Sentiamo ancora una telefonata, buongiorno. Se c'è qualcuno in linea, pronto? Pare di no. Leggo una mail. Gentile Cristian, sono Elisa, sono disoccupata da diversissimo tempo. Lei ha appena parlato di riqualificazione, sono d'accordo con lei, ma almeno lei mi sa dire se è vero che People abbia dato un ottimo risultato. E poi per quanto riguarda l'utilità e soprattutto la qualità, secondo lei in questi ultimi 20 anni sono state prese in considerazione? Non so cosa però. Secondo me non penso proprio, perché credo che siano rimaste perse nei meandri dei sogni delle numerose norme sulla formazione che in questi lunghissimi anni sono state fatte, scrive Elisa. Allora, è chiaro che anche per quanto riguarda la formazione possiamo metterci a discutere a lungo. People, come detto, può aver dato dei risultati poco efficaci e sono sempre stati discussi sia da noi che anche dal centrodestra nella passata legislatura, proprio perché i numeri sono non proprio esaltanti. È chiaro che è stata un'occasione per poter inserire anche quello, alcuni giovani nel mondo del lavoro. C'erano degli stage pagati praticamente quasi per intero dalla regione a vari imprenditori, però un conto è appunto fare uno stage a qualche nostro giovane e fargli capire un po' com'è il mondo del lavoro. Un conto è trovargli un posto di lavoro fisso e poterlo riqualificare per quel posto di lavoro, perché se io faccio fare uno stage a una persona e dopo 3 mesi gli cerco lavoro da un'altra parte a fare cose completamente diverse, ho perso tempo io, tempo la persona, tempo l'imprenditore, che poi dopo 3 mesi si ritrova a dover magari o a rifare uno stage con qualcun altro. E allora, se gli stage devono diventare un'occasione per non assumere persone ma avere personale praticamente non pagato di 3 mesi in 3 mesi, è chiaro che quelli sono fallimentari di per sé, non è che lo devo dire io, ma ovviamente è così e basta. Se invece sono occasioni per insegnare quei nuovi lavori di cui parlavamo prima, è chiaro che possono essere importanti. L'importanza di quegli stage è che se un lavoratore fa tutto quello che gli viene scritto, sostiene magari anche dei test finali, poi possa trovare un posto di lavoro, perché altrimenti quegli stage, come detto, non avevano la finalità di trovare nuove professionalità, ma solamente di occupare posti vacanti in quel momento in azienda. Ed è chiaro che allora stiamo parlando di altro, non stiamo parlando di formazione professionale, ma evidentemente solo di escamotage per abbassare il costo del lavoro, approfittando del fatto che ci siano sempre più, o ci siano stati anche negli anni, sempre più disoccupati che cercavano un posto di lavoro, anche disposti, insomma, e che appunto erano disposti magari anche solo a fare quei 3 mesi retribuiti per trovare quella speranza di cui si diceva prima. Allora è chiaro che tutto aiuta per uscire, da un momento buio e di difficoltà, però è ora che comunque anche le nostre imprese siano, come dicevo prima, messe nelle condizioni di fare quei passi che purtroppo per anni non sono mai stati fatti, essendo stato dato loro troppo spazio e con la scusa del ricatto
occupazionale, ovviamente gli si è dato modo di creare tutte queste situazioni che ovviamente non vanno bene e che noi vogliamo combattere, perché come detto uno degli obiettivi principali è la lotta al precariato sicuramente. Ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego. Mi sentite? Sì, sì. Io sono un'anziana triestina, ogni tanto telefono a Tele4 e dopo l'ultima telefonata di quel signore che auspicava che voi in regione aumentiate i vostri voti, mi auguro con tutto il cuore che non sia così, perché con un capo come Grillo e come Casaleggio che si sta passando tutte le sue giornate in un paradiso terrestre, non so proprio dove potete arrivare. Mi scuso con il rappresentante dei 5 Stelle che ha una bella faccia, pulita e tutto, però il vostro movimento non va, perché è cominciato con dei capi non saprei più come definirli. Vi saluto e vi ringrazio di avermi ascoltato. Grazie signora, beh non tutti possono sempre andare d'accordo. Sì. No, ma sicuramente, vabbè, ma insomma, le critiche ci possono stare. Io, se la signora fa questo ragionamento, sinceramente possiamo fare la lista di tutti i capi politici che ci sono in questo momento e poi magari se la signora me ne indica uno su cui posso andare tranquillamente, magari ci faccio anche un ragionamento e non tiro fuori Berlusconi, non tiro fuori tutte condanne, processi e quant'altro stato, proprio perché ovviamente se ci si basa su quello allora effettivamente si capisce poco. Casaleggio ieri era a Roma e quindi non so di quali paradisi fiscali parli la signora. Ha un'azienda a Milano e ovviamente come tutte le aziende in Milano paga le tasse in Italia e non all'estero, solo per fare ovviamente una battuta, però come detto le critiche ci stanno sempre, fa bene la signora esprimere il suo parere. Finché sono educate. Un minimo di obiettività poi magari e di valutazione su quello che si fa e su quelle che sono le cose che portiamo avanti. Comunque il signore non diceva che dobbiamo aumentare i voti, diceva che dovremmo entrare nel governo della regione. Nella maggioranza, sì. Ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno a lei e al suo ospite. Volevo chiedere un'informazione. Io sto leggendo da varie fonti, cioè il giornale, televisione, Grilli e altre persone, se il signore ha idea come andrà a finire con la storia del sostegno al reddito o della mia o del REI. Okay. Perché io ho fatto adesso il REI. Dopo cosa andrò a prendere? REI, mia e dopo sostegno reddito di cittadinanza? Cosa prenderò? 3 misure insieme? O farò io che se mi passa il REI avrò il REI che è una cosa minima di 250 euro e sarà integrata con un'altra cosa? O che? Non ho ben capito come funziona. Facciamo una domanda adesso, prego. Posso chiederle se lei è già beneficiario del reddito di inclusione o ha solo fatto domanda? No, io ho finito la mia, e adesso perché sennò fino a gennaio, febbraio, marzo, aprile non posso stare senza soldi, ho dovuto fare il REI perché mi hanno detto guarda l'unica roba che può fare al momento è fare la REI e sono in attesa di sapere se è passato o no il REI e poi per prendere appuntamento per andare al centro sociale per firmare il patto, come mi hanno detto. Ok, guardi, adesso era uno degli argomenti che avevamo puntato, quindi ora ne parliamo. Grazie. Mi scusi, grazie a lei e al suo ospite. Grazie a lei. Facciamo il punto anche in questo caso. Ci proviamo. Perché ovviamente Allora, innanzitutto cosa introduce questa giunta, questa manovra? Sì, appunto, ci proviamo, cerco di fare un discorso complessivo, poi arriviamo a cosa introduce la giunta, perché giustamente il signore ricordava una cosa importante. Ci sono molte famiglie della nostra regione che hanno concluso il periodo che era previsto, ricordiamo, di 30 mesi nella misura di inclusione nativa regionale.
In questo momento la misura di inclusione attiva regionale, diciamo così, sarebbe scaduta il 31 ottobre, quindi i cittadini non possono più fare domanda a quel tipo di misura. Chi invece è risultato beneficiario 6 mesi fa, un anno fa, 4 mesi fa, ha diritto ad andare avanti con quella misura per altri, appunto, per un totale di 30 mesi, quindi chi è già beneficiario di quella non ha alcun problema, va avanti e continua con la stessa procedura. La problematica è per chi deve fare una nuova domanda o per chi appunto ha finito i 30 mesi. Questa, diciamo, con questa legge di stabilità 2019 in Friuli Venezia Giulia si è stabilito che ci sia una sorta di mia bis, come viene chiamato, una misura che è diciamo, abbastanza nuova, ma che rispecchia per quanto riguarda i valori sia di ISEE che di erogazioni di assegno mensile completamente uguale a quella che c'era prima. Le uniche diciamo così, problematiche sono legate al fatto che bisogna aspettare adesso il 2019, fare un nuovo ISEE, fare la domanda di REI come ha fatto il signore che appunto ha già fatto la domanda di reddito inclusione, immagino tramite agli assistenti sociali, dopo sarà sempre uguale, ci si interfaccia sempre con gli assistenti sociali e si potrà avere, diciamo così, sempre che non si risulti già beneficiari della misura nazionale, si potrà avere questa nuova misura regionale che sarà gestita in toto in regione, a differenza di quello che diciamo, è stato nella seconda parte della mia, perché all'inizio era così. All'inizio nella legge che avevamo votato anche noi in Consiglio regionale ormai 3-4 anni fa, tutti i passaggi erano, diciamo così, in capo ai comuni e alla regione, non c'era l'intermediazione dell'INPS. Poi, per una scelta che noi abbiamo sempre criticato e purtroppo siamo stati buoni profeti, cattivi per quanto riguarda i cittadini, ma buoni quella volta, la regione quindi la Giunta Serracchiani con l'assessore Telesca hanno voluto allineare la misura a quella nazionale creando tutti i disagi che i cittadini conoscono, ritardi, doppi controlli, mesi per ottenere anche solo la tesserina per fare diciamo così, gli acquisti e quindi per vedersi erogato il fondo a disposizione. Adesso, come detto, è chiaro che noi in queste settimane abbiamo cercato in tutti i modi, insieme agli uffici, insieme anche all'assessore Riccardi, di trovare un modo per velocizzare quanto più possibile queste procedure. Alla fine abbiamo convenuto anche insieme agli uffici, ma anche per quelle che sono diciamo, le leggi attualmente in Italia, di ritenere questa come misura più veloce possibile per vedere appunto erogati soldi ai cittadini. Io ricordo una cosa al signore che ci ha chiamato: se lui dovesse diventare beneficiario del reddito inclusione per cui ha fatto domanda, andrà avanti con quello fin tanto che ovviamente il governo non dovesse varare il reddito di cittadinanza, perché in quel caso il reddito inclusione passerebbe, diciamo così, a essere il reddito di cittadinanza, ma avrà anche beneficio a quelle che sono le integrazioni previste dalla Regione Friuli Venezia Giulia, integrazioni che noi in manovra abbiamo provato ad alzare nei livelli proprio per allinearli a quella che invece è la misura regionale, perché come diceva lui prima, il reddito inclusione prevede qualche centinaio di euro. La misura di inclusione attiva prevede per chi è ISEE 0 e singolo ad esempio fino a 400 euro, il REI 180 e il reddito di cittadinanza 780. Poi è chiaro che adesso ci auguriamo quanto prima venga votato in Parlamento e ci sia il varo del reddito di cittadinanza quanto prima. Se parte questa misura di inclusione attiva nel 2019, cosiddetta Mia Bis, a livello regionale noi ovviamente vigileremo e invitiamo tutti quanti a farci di nuovo tutte le segnalazioni, ma immagino che le faranno anche a voi di Tele4 su eventuali ritardi e problemi con le procedure, ma più che altro è bene ovviamente ricordare che gli assistenti sociali, anche in questo momento, anche senza Mia Bis, Mia Tris, REI e quant'altro, possono aiutare le persone in difficoltà.
Quindi è chiaro che c'è una valutazione da fare sui reali disagi, sui reali bisogni, ma soprattutto laddove ci sono anche dei minori è compito e dovere degli assistenti sociali intervenire senza pararsi dietro alle misure di sostegno al reddito, che sono tutta un'altra cosa, anche perché MIA, REI e reddito di cittadinanza hanno come finalità comunque tutte e tre quelle del reinserimento nel mondo del lavoro, che con gli assistenti sociali non hanno nulla a che fare. Brevissima pausa pubblicitaria, torniamo fra poco con gli ultimi istanti. Siamo fondamentalmente ai saluti in questa mattinata di Sveglia Trieste, sono le 10:59:30, chiudiamo alle 11, dunque io ringrazio nuovamente il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Cristian Sergo per essere stato nostro ospite. Ci fermiamo per quanto riguarda Sveglia Trieste, vi ricordo gli appuntamenti di Tele4 alle 13:20 telegiornale, alle 18 Trieste in diretta, alle 19 Studio Tele4, 19:30 il telegiornale serale, alle 21 fino alle 22:30 il caffè dello sport. Grazie ancora, arrivederci.